Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo a Roncoi, siamo nelle Dolomiti Bellunesi Prealpi e siamo a metà tra Feltre e il lago del Mis, quindi per farvi capire la zona qua della Val Belluna. Oggi faremo un bel giro ad anello verso il bivacco Paglia, poi andremo sulla cima del Monte Piz. Poi continueremo il nostro anello verso Rifugio Casara Aere per poi tornare alla macchina. Oggi 29 di settembre, temperatura usciti dall'auto era 7 gradi, quindi freschetto stamattina. Oggi nota spiacevole, sono da solo e non c'è Ge perché è al lavoro. Ultimamente, come vedete, siamo poco in montagna proprio perché di domeniche libere in cui ci siamo tutti e due è una ogni 6 settimane e qui si fa fatica a venire in montagna. Quindi oggi sono venuto per non stare a casa da solo tutto il giorno, ho deciso di fare un giretto da solo che penso, così a memoria, penso sia la prima volta in vita mia, quindi mi sono anche un po' di paura. Buona visione! Il punto di partenza, ve lo metto il link qui sotto, il punto GPS, è questo parcheggio qui, che è l'ultimo prima del divieto per Rifugio Casara Aere. Attenzione che la strada qui è molto stretta e molto ripida, quindi attenzione alla macchina che avete. Qui al parcheggio troviamo anche un'area picnic e qua il cartello che ci informa che il Rifugio Casara Aere è anche aperto oggi e ci sono tutti gli orari qua. Comunque ottobre, febbraio, maggio, sabato, domenica dalle 9 alle 17 aperto. Adesso qui dopo pochi metri vediamo subito il nostro punto di partenza. E qui la strada va su per Casara Aere, vedete questo bel cartello che dice Casara Aere sinistra, Paglia a destra. Quindi noi becchiamo il 851 qua a destra verso bivacco Paglia o Paglia, super qua. Arriviamo a questo cartello. Allora c'è un bivio che volendo girando di qua su per qui si può andare alla Casara Aere, invece noi continuiamo per di qua sempre verso bivacco Paglia. Qui troviamo l'acqua, no, bagnarci i piedi, e qua troviamo anche un presepe fatto dal Soccorso Alpino nella grotta. Arriviamo qui ad un incrocio, adesso diamo subito un occhio cosa si può fare. Eccoci qua, allora a destra solito sentiero per bivacco Paglia, invece a sinistra c'è l'acquedotto Paglia. Vuoi parlo? A sinistra andiamo dritti, andiamo all'acquedotto. Cos'è sto acquedotto? Acquedotto, c'è una vasca dell'acqua che raccoglie l'acqua. Ah, ok. Un acquedotto. E sarebbe il sentiero vecchio per andare in Paglia. A destra andiamo al Forcella in Trigos, Passo Cimia e anche bivacco Paglia. Sentiero 853. Grazie.
Oggi non abbiamo Jenny, ma abbiamo Floriano che è un locals qua che ho trovato nel sentiero e abbiamo già fatto amicizia. Sì. Qua si apre la vista su tutta la valle, che roba, e forse dall'alto poi si vedrà anche il mare. Montagna lì in fondo. Qui abbiamo anche della felce, che robe. Adesso qui abbiamo il cartaglio che è super contro luce, non so se si riesce a vedere. Allora, qui giriamo a sinistra 853 verso Bivacco Paglia, dice altri 40 minuti. A destra si può andare alla Forcella in Trigos e 1 ora e 10, anche quello è interessante da fare, ma adesso noi andiamo a sinistra. Qui al bivio abbiamo fatto 550 metri di dislivello fino adesso in 1 ora e mezza con molta calma, 2 km 200 metri, siamo a 1479. Adesso qua il sentiero diventa un po' diverso, comunque tira tantissimo venendo fin qua, bello ripido, un bel sentierino ripido. Allora, qui sotto troviamo un cartellino che dice anche qua acquedotto, che è il bivio che vi ho fatto vedere prima, si ricongiunge qui, viene su per qua. Noi arriviamo da qua e adesso proseguiamo e finita questa salitina arriviamo già qua al bivacco Paglia. Ah, qua che bello, dopo andiamo anche in cerca dell'acqua. Allora arriviamo qua bivacco Paglia, 1 ora e 44 e vabbè, il cartaglio prima diceva 40 minuti, ce ne abbiamo messi 4, vabbè. 643 metri di dislivello, siamo a 1580, 1 km e 2 km e 75. Adesso facciamo vedere il bivacco, facciamo un piccolo bivacco tour. Allora entriamo, doppia porta, entriamo un po' basso, eccoci qua. Allora abbiamo il tavolo, abbiamo, nell'interesse di tutti si prega di mantenere pulito e ordinato, mi raccomando sempre. Abbiamo Carlo Costa detto Crosta e altre foto d'epoca. Abbiamo 2 letti a castello, quindi 4 posti letto, c'è solo il legno, c'è un pezzo di, c'è una specie di tappetino, c'è una sola sedia e la panca. Qui abbiamo il libro del bivacco da firmare e anche il discorso dei fiori, chi ama la montagna lascia i fiori dove sono, li guarda. E poi qui fuori qui c'è della raccolta acqua piovana, qui sotto c'è l'uomo che mangia, Floriano, saluta. Ciao a tutti e buon appetito. E qua c'è anche l'accetta per fare un po' di legna, abbiamo anche caminetto qua a brace esterna e poi di qua niente, abbiamo una cartina informativa, bello. Adesso facciamo pausa merenda intanto. Siamo qui al bivacco, ho fatto solo una piccola merenda, adesso proviamo ad andare alla cima del Monte Piz che è qui altri 10 minuti. Comunque dal cartaglio che vi ho fatto vedere prima c'è scritto 40 minuti bivacco Paglia, ce ne abbiamo messi meno di 10, forse 5 anche, quindi mi sa che il cartaglio è un po' sbagliato. Bello, pace qua. Sono un po' anche qui anche coperte, quindi non male. E dopo, quando torno qui, che dopo farò il pranzo qui, andiamo anche in cerca, dovrebbe esserci la sorgente d'acqua o un punto acqua, andiamo a vedere se c'è e se c'è acqua. Ok, merenda fatta, adesso andiamo a vedere sta cima del Monte Piz, dovrebbe essere qui vicino, altri 10 minuti, un quarto d'ora, e poi torno qui a pranzare. Bello. Ogni tanto passa qualcuno, si fa un saluto. Adesso qua stiamo seguendo qua Floriano, credo che sia un sentiero lì per arrivare alla cima. Sto seguendo, adesso vediamo dove arriviamo.
Siamo tornati sul sentiero ufficiale, qua c'è quasi la cima che è quella lì. Sai qua che roba, ma che robetta, allà al pizzocco, ma che robetta. E sapete che noi di solito non facciamo tutte queste gran cime, ma questa ti dà un panorama bellissimo e a 5 minuti dal bivacco. Guardate che roba, è il pizzocco, visto che roba, che robetta, eh? No scherzi, bello, bellissimo, giornata poi oggi stupenda, perfetta. Invece della valle, vedete che nella valle c'è sempre la nebbia. Ma noi diamo gli occhi qua, guarda che differenza di panorama, visto che roba spettacolare. E poi ridi e scherza, c'è anche la croce, guarda che più bassa di noi, però non è sulla punta, però c'è la croce, così la vedono dalla vagliata. Andiamo a toccare la croce, arrivati alla croce, che roba, ma lo spettacolo ce l'abbiamo alle nostre spalle, di qua, che roba. Adesso, dopo essere arrivati qua alla croce del Piz, Monte Piz, torniamo al bivacco e andrò per farmi il pranzetto, anche se sono le 10, perché tanto sono svegliato alle 4, quindi la fame c'è. Vedi qua la Val Scura questa, sai? Si chiama Val Scura. Vai su al Passo Forca, là quello è il Passo Forca, vedi in cima là. Sì? Ma devi fare tutta la valle. Questo qua è Pieve d'Ur, si chiama Pieve d'Ur ste rocce qua. Ho capito. Quello che sotto la nebbia è il Monte Cimone, sotto la nebbia. Perfetto, poi laggiù vediamo Casara Aere, rifugio Casara Aere che andiamo dopo. Sì, se vai giù di là, vai giù. Dopo per via. E niente, qua non si vede un cacchio. Naturalmente a valle qua c'è la nuvole che viene su, ma di qua uno spettacolo. E qua il pizzocco, Dunque, si vede anche... quello là è Cesio Maggiore, vedi il paesetto là che vedi, il campanile grande. Perfetto, il paesino là, Cesio Maggiore, che abbiamo fatto il video, vi metto qua il link dei Bosch dei Boi. Esatto, bravo. Bosch, scusa. Bosch dei Boi. Abbiamo fatto quella 5 anni fa, mi sa. E adesso torniamo al bivacchetto. No, se fai il coso qua. Sì, questo è l'incrocio giusto. Prima abbiamo fatto un taglio, ma adesso abbiamo fatto il sentiero corretto. Adesso qui c'è il bivio, noi adesso torniamo al bivacco Palia a fare il pranzo. A sinistra, che faremo dopo, si va verso Rifugio Casara Aere e il sentiero è sempre l'853, sempre. E te la farò vedere tutti i tuoi amici dopo il video. Sì. E si va, l'hai messo su internet. Dio, buona roba favolosa, mi è fin rosso. Adesso salutiamo qua a Floriano che va verso Casara Aere, va a bere una roba e poi torna a casa a pranzo. Beve 3 gocce di grappa, 3 bicchierini di grappa. Poi torna dalla moglie e mangia la pasta asciutta, se la fa, e se no un bacio Gesù su per le scale. Lo ringraziamo per la compagnia. Sì, grazie, è stato un piacere. Ci ha raccontato un sacco di cose qua della montagna, un po' di segreti. Io adesso torno a mangiare. Ciao. Buon appetito. Ok, abbiamo lasciato Floriano andare avanti, l'ho incontrato salendo e ho cominciato a raccontarmi tutto, ha fin cambiato sentiero per venire con me. Ha detto no, ti porto io, e voleva farmi fare un sacco di sentieri in più, molto più impervi. Ho detto no, facciamo roba tranquilla. Adesso lui prosegue, io adesso 5 minuti ritorno al bivacco e mettiamo su un po' di tortellini. Allora, siamo arrivati veramente in qualche minuto al bivacco. Adesso proviamo ad andare in cerca di dove c'è la fonte d'acqua. Dove vedete il bastone della bandiera c'è un sentierino e conduce qua. Allora, l'acqua è questa. Un occhio. Sì.
Adesso è una cisterna, comunque qui c'è l'acqua e si chiude qua dentro, quindi possiamo usare tutta l'acqua che abbiamo per fare da mangiare, che manca vada possiamo fare una ricarica qua. Adesso prepariamo il pranzo. Allora, oggi abbiamo dei girasoli e i funghi porcini, funghi e un po' di asiago. Qua i girasoli sono quasi pronti, intanto sto preparando il caffè, così poi dopo siamo pronti. E visto che ci si alza alle 4:30 del mattina, adesso che sono le, non si sa, quasi le 11, è ora di pranzo. Ora mi sa che sono pronti. Basta. Girasoli pronti, si è aperta anche la vista qua sulla valle che prima non si vedeva niente. E buon appetito. Pizzocco, vediamo se lo troviamo, non c'è, è là dietro. Comunque buon appetito qua dal Paglia. Caffè quasi pronto. E buon caffè. Abbiamo finito di mangiare, ho finito di mangiare, lasciato tutto pulito in ordine, le immondizie adesso me le riporto giù a valle in macchina, poi a casa. Proseguiamo il sentiero sempre in questa direzione e il prossimo punto è il rifugio Casera Ere. Dopo 2 minuti rieccoci al cartello. Siamo sotto qua il CAI di Feltre. Adesso andiamo per di là, vediamo i paletti che ci indicano la strada. Qua un bel passaggino, comunque giù si vede, vedete là in ombra, quello è il rifugio Casera Ere. Dobbiamo arrivare là sotto. Come facciamo ad arrivarci? Vedendolo là sotto viene da dire come faccio ad arrivarci. Dai, adesso seguiamo il sentiero, che comunque è un sentiero CAI e quindi dovrebbe essere tutto tranquillo. Poi c'è un sacco di gente per il sentiero, quindi che bella discesina qua. Poi il sentiero lì è chiaro. Qualche passaggino, luce ombra, come l'idea che qui si cominci a scendere. Ah no, sale ancora di là, c'è il segnetto da notare, che paretina, che roba. E qui si comincia a scendere in maniera sbriciolosa. In questo tratto in discesa, adesso non ve l'ho fatto vedere perché dovevo stare molto attento, state attenti anche voi, sembra neanche un sentiero, sembra una frana. Ecco, se c'era già qui mi avrebbe insultato sicuramente. E quindi scendete con molta calma, molto sgrottoso e pian pianino si fa. Qui ci sono addirittura delle scalette, che gentili. Ecco, c'è scritto il motivo di questa scaletta, vedete, è stata costruita nel 2020 in ricordo dei campi estivi vissuti alle Ere con i ragazzi di San Gregorio nel periodo che va dall'80 al 2014. E il comune qui di dove c'è Roncoi, che vedete che siamo partiti, il comune è San Gregorio nelle Alpi. Qui scendendo giù da qua dalle scalette troviamo dei cartelli. Allora, bivacco Paglia, che è da dove arriviamo, e Monte Pizzocco, e di là, di qua Cogol San Bugar, che guarderemo cos'è per la prossima, un'altra escursione di qua. Adesso noi andiamo da questa parte verso il rifugio.
Scendendo da lì troviamo qua un cartello che dice Troi dei Fontanon e chiesa di San Felice giù di là, e vedo anche un altro cartellino. Noi invece continuiamo ad andare dritti per di qua, non sbagliatevi. Che roba carina qua. Che in salita quest'ultimo pezzo. Vediamo se si scende adesso. Sì, dai. Siamo vicini al rifugio, sento le voci. Perché la salita la fai al mattino, no? E dopo quando cominci a scendere, pensi di scendere sempre. E invece ti trovi altre salitine che ti tagliano le gambe, visto che sono anche molto poco allenato in montagna, perché quest'anno siamo andati veramente pochissimo. Comunque in mezzo agli alberi intravedo il rifugio, siamo arrivati, vediamo quanto ci abbiamo messo. Qui troviamo della civiltà, macchine, persone, altalene e wow, è vista. 400 metri in giù abbiamo fatto, in totale 6 km 88. Comunque ci abbiamo messo 55 minuti dal bivacco a qua. Adesso diamo un'occhiata al rifugio. Eccoci arrivati. Ho superato un attimo il rifugio, che dovrebbe esserci un punto panoramico che avevo visto dall'alto quando eravamo là sopra. Vediamo se lo trovo. Qui c'è un sentierino, diamo un occhio. Mezzogiorno e mezzo, io ho già mangiato. Ah, è là sopra, vediamo se ci arriva, proviamo. Siamo arrivati qui, ma sono venuto su da qui dritto e è sbagliato, c'era il sentiero qua, cioè ho sbagliato. Questo è anche un punto di decoglio di chi ha deltaplano, non so neanche come si chiamino. Vedete che c'è il cartello. Punto super panoramico. Qua abbiamo tutta la valle, che roba, e qua tutte le cime. Stupendo in questo tondino qua. Ma ci sono anche dei segni cardinali, oltre al nord-sud solito c'è anche Vienna, Parigi, Roma e Atene. Così sai dov'è, insomma. Dici, beh, vado. Magari decolli e arrivi là. Super. Tutti i punti di interesse li abbiamo raggiunti, adesso ritorniamo lì giù al rifugio e guardiamo la strada per tornare a casa, alla macchina. E dovremo fare un pezzettino lì di strada cementata e poi vediamo, perché fa tornanti, e poi vediamo se c'è un sentiero che taglia. Allora c'è la possibilità, prenotando, di usufruire di un servizio navetta da dove abbiamo messo la macchina anche noi, che avete il punto GPS giù, a prevenire qua, vi portano, vi vengono a prendere se volete. Ho appena incontrato Cristian e Silvia, vi saluto, che mi hanno fermato su e ho detto: ma sei Fabio? Ho detto: mamma mia, e dov'è Jenny? Ho detto: prima volta senza. Pensa, dei affezionati follower, un saluto, sempre un piacere scambiare due chiacchiere con gli amichetti del canale, no? E se mi vedete per strada fermatevi, dite ciao, insomma, anche a me. Dopo un pezzettino di strada giriamo subito qui, anche se c'è l'ombra che non si vede, e qua c'è il sentiero rispetto alla strada. Qui arriviamo anche qui a un incrocino. Allora, vediamo un po'.
Di là è sempre un altro scorciatoio che arriva dalla strada, si unisce a quello che abbiamo fatto noi, che è questo, e proseguiamo qui a destra, giù di qua. Allora, qui scendendo incrociamo per la prima volta la strada, ma conteniamo lì per il sentiero, e la prossima volta invece che li incrociamo bisogna cominciare a prenderla. Allora, diciamo che questa zona qua si capisca un po' più bene dove andare. Comunque lì adesso ci sono degli scalini e sembra una pista da sci, da bob. Ci sono queste discesine qui, vedi, fatte così con i sassi ovunque. Penso che si possa andare un po' dove si vuole. Adesso noi facciamo così, poi vado giù di qua e provo ad andare giù di qua. Ok, siamo scesi qui dall'ultimo pezzo, infatti c'è il cartello rifugio aereo. Adesso qui incrociamo la strada, non andiamo più per il sentiero perché ti porta da un'altra parte. Adesso per tornare al punto dove ho messo la macchina questa mattina bisogna proseguire per la strada, quindi tra poco siamo arrivati. Qui il sentiero si è trasformato in una facile strada, neanche tanto ripida. Oggi mi avete tenuto voi compagnia, che ero da solo. Vedete perché vi dico sempre di mettere i commenti sotto? Perché poi vedo i vostri nomi, li vedi una volta, due, tre, e poi diventa come conoscervi. Quindi quando parlo alla telecamera è come se parlassi a voi, cioè mi ricordo i nomi, quindi vi immagino già i commenti che fate. Quindi scrivete un commento anche con scritto ci manchi già. Comunque al prossimo video deve esserci, e un like, condividete questa escursione con tutti i vostri amici di montagna che dicono dove andiamo domenica, cosa facciamo. Sono delle idee simpatiche, no? Quindi condividete con tutti, iscrivetevi al canale, mi raccomando. Abbiamo raggiunto anche la macchina, come vedete, quindi siamo arrivati. Questo è il cartello di questa mattina, quindi siamo andati su per di là e tornati qua per la strada, su per Anello. Quindi siamo arrivati alla fine, 667 metri di dislivello positivo, 9 km, 4 ore e mezza ho messo in pausa al pranzo e basta, 9 km ho detto, eccetera. Ciao a tutti e alla prossima escursione. Ciao!